Ciao a tutti, eccoci di nuovo in una partita di Total War Shogun 2. Qui mi trovo in una partita 2 contro 2 con il grandissimo doge veneziano, che è il mio compagno d'armi ormai da un paio, da 2 o 3 settimane che facciamo un sacco di partite insieme, contro Eminem e Andorin Ko in una partita del torneo organizzato dal grande Saburo 24 del canale Solo PC Game, che ormai conoscerete praticamente tutti quelli che guardano i video di Shogun 2, e Scipione, il suo compagno nello stesso canale. Per gli eserciti, io mi trovo con il mio solito esercito a fondi grandi. Allora, ho i soliti 2 monaci guerrieri con arco, sempre upati al massimo quasi, con davanti un'unità di samurai con naginata per proteggermi sempre dalle cavallerie che mi potrebbero caricare frontalmente i miei arcieri. Ad aiutarmi nella schermaglia ho i miei monaci guerrieri con moschetti a miccia, con ampio raggio per riuscire a colpire il mio avversario nel caso mi caricasse lui, con dietro gli ausiliari con naginata sempre per proteggerli da cariche frontali. Abbiamo un'unità di Ashigaru con spada lunga da utilizzare come supporto alle katane per prendere dai fianchi le unità avversarie impegnate nella mischia. 4 unità di samurai con katana, il cuore pulsante del mio esercito. Un'unità di samurai con odachi che in genere non uso, ma ho voluto provare ad utilizzarli perché sono buoni nella carica e nell'attacco corpo a corpo, e quindi volevo provare a utilizzarli come supporto per le katane, prendendoli da di fianco. Con davanti un ausiliare con naginata, perché se loro vengono presi da una carica di cavalleria, avendo armatura e difesa praticamente nulla, vengono sterminati in 3 secondi. 2 unità di monaci guerrieri con naginata, sempre 15-15, attacco difesa, morale alto perché sono monaci, e un'unità di cavalleria con katana. E il mio grandissimo generale, quasi al livello 10, onoratissimo. Il mio compagno invece ha fatto un esercito prevalentemente da rush, con quante ne ha messe di una Ashigaru con gli ari per difendersi dalle cavallerie, 3 samurai con naginata che sono molto forti sia nel corpo a corpo che e contro le cavallerie, poi lui le ha tutte uppate al massimo, sia anche le katane, che c'ha delle katane di attacco 20 che sono veramente potenti, ne ha tipo 1, 2, 3, 4, 5. Generale che lui lo tiene specializzato nel corpo a corpo, mentre io lo tengo in leadership per dare dei bonus alle mie truppe, però lui essendo un rusher comunque lo utilizza molto anche come attaccante. E questa katana leggendaria, che lui ha chiamato leggendaria, ma che lo sono perché sono veramente forti, tenuta dietro, che penso che serva per supportare i fianchi, quelli che stanno poi perdendo, diciamo, il corpo a corpo. E addirittura 4 unità di cavalleria, che sono 3 monaci e una di katana in genere dovrebbe essere. I nostri avversari invece hanno un esercito, allora il mio, analogo al mio, solamente che lui ha poi 3 schermagliatori, uno di samurai Daikyu e 2 monaci. Taglio un po' corto se no vado troppo in là. Abbiamo delle unità con katana, 4 unità di samurai con katana, cavalleria con gli ari, e il resto sono un po' nascoste. Poi abbiamo samurai con naginata, e un'unità di, questi sono, generale. Geniale. Allora, qua invece l'avversario del mio compagno ha un samurai con katana, penso samurai con katana anche questo perché ha cambiato il nome, spada con katane, samurai con katana, c'è una barca di un rusher anche lui praticamente, però ha la differenza che ha messo comunque un'unità di samurai Daikyu e degli Ashigaru con gli ari per proteggersi dalle cavallerie. Generale anche lui nel corpo a corpo. Diciamo che ci siamo trovati, insomma, 2 rusher contro 2 comunque che schermagliano, cavalleria con gli ari. Ok, facciamo partire il replay. Allora, vabbè, adesso mando avanti un po' veloce perché inizialmente c'è un avvicinamento, diciamo, degli eserciti, quindi mando avanti abbastanza velocemente fino ad arrivare alla schermaglia. Comunque io mi trovo a dover affrontare 3 arcieri, anche se il suo uno non ha portata a 200 come gli altri monaci, che comunque quindi porterà davanti. Però comunque trovarsi ad affrontare due monaci ed un samurai Daikyu, che sono praticamente nella stessa gittata dei monaci, però sono più resistenti di armatura, per cui assorbono più frecce rispetto ai monaci che praticamente non hanno armatura.
diventa difficoltoso. Qui dovrei avere degli arcieri un po' più forti dei suoi. I miei hanno, beh, adesso poi metterò il generale fino alla morte, in modo tale da aumentare, e inciterò le mie truppe, infatti arrivano a 97 di abilità da ricarica e precisione 97. Qui sta avanzando con i Daikyu, in modo tale da riuscire ad arrivare a portata anche loro. Il mio avversario, il mio compagno, scusate, si è fermato anche nel boschetto, in modo tale da non essere vittima degli arcieri, dell'unico arciere avversario. Qui, visto che mi trovo in svantaggio di schermaglia, cerco di compiere un'azione con la mia cavalleria con katana, in modo tale da non fare, perché non voglio perdere assolutamente la schermaglia, in quanto che se la perdessi lui avrebbe libero accesso al mio generale che devo tenere vicino alle truppe, e che se mi frega il generale io vado poi nel gatto. Qui cerco di attirargli le sue lance, in modo tale da allontanarle dagli arcieri, e facendo finta di scappare aggiro le lance. Qui tanto sto vincendo contro un'unità, aggiro le lance, lui poi si trova un po' in panne nel comandarle, e gli vado a caricare gli arcieri Daikyu, che da 60 pieni vedrete che li manderò in fuga. Intanto il mio compagno ancora sta aspettando la risoluzione della mia schermaglia col mio avversario, e infatti riesco a mandare in fuga subito all'istante l'unità in più che aveva lui di vantaggio nella schermaglia. Qui poi comunque ne esce un pochettino messa male questa unità di cavalleria, però ne ho persa metà mandando in fuga 60 unità di arcieri, che diciamo non è male secondo me come prezzo. Qui i monaci mi partono, non me ne accorgo, perché se tu per sbaglio metti tu la mira a loro, se quell'unità scappa loro la cominciano a seguire. Io stavo comandando gli arcieri, stavo comandando la cavalleria e non me ne sono accorto. Quando me ne accorgo è troppo tardi, che lui mi carica già con la cavalleria. Il mio compagno comincia a caricare di brutto il suo avversario, perché comunque vedete che sta cominciando ad essere bersagliato dalle frecce, e quindi lui parte all'attacco. Io intanto cerco di segargli questa cavalleria con gli ari, anche se mi perdo metà dei miei monaci, che erano un'unità praticamente bella piena, e questo è stato un errore abbastanza grosso. Intanto porto avanti anche i miei moschetti, in modo tale che se lui comincia ad avanzare con l'esercito cominciano a sparare come non so cosa. Qui mi dice che ci sono delle unità nascoste, che non ho capito quali sono. A memoria secondo me erano degli arcieri. Andiamo a vedere qua il mio compagno cosa sta combinando. Qua c'è il combattimento contro le cavallerie, rinforzati rispettivamente dalle vari lancieri. Quindi lui astutamente sta portando sia il generale che gli altri lancieri a cercare di vincere contro la cavalleria avversaria, in modo tale da poi rinforzare la mischia che comunque secondo me vincerà per il semplice fatto che c'ha le unità più forti. Per cui qua la battaglia si risolverà poi così. Vincerà la battaglia tra le cavallerie, e poi andrà a rinforzare la mischia, vincendo proprio, portando una vittoria schiacciante, diciamo. Qui il mio avversario invece sta venendo in avanti con tutto il suo esercito, e io cerco di riuscire a rispondere alla carica avversaria, e muovo i miei moschetti in modo tale da cercare di far avere un po' di perdita in più al mio avversario. Qui comincia la battaglia tra le nostre spade e le nostre katane. Qui rinforzo anche con i miei nodaci da questo lato qua. Qui porto le mie cavallerie a portata per cercare di andargli a fare dei danni da dietro. Qui comincia la battaglia con i suoi iari, ma comunque a parte la carica iniziale, gli iari poi dopo sono veramente scabrosi con le statistiche di attacco e difesa, che prendono subito un sacco di botte. Poi qui io non mi accorgo che loro mi prendono come mira, non le lance belle vuote qui, ma ovviamente le cavallerie dove ho anche le mie. Infatti mi comincio a abbassare il morale, e infatti dopo me ne accorgo e comincio a mirare veramente le lance. Qui sto vincendo la battaglia tra le mischie, cioè tra le katane,
e niente, praticamente manda in fuga tutto l'altro resto dell'esercito. È stata una battaglia abbastanza veloce, non ci ha creato più di tanti problemi, anche perché eravamo avvantaggiati con l'esercito, però comunque è stata una bella battaglia e l'abbiamo portata a casa. Il primo turno del torneo è andato. Grazie dell'attenzione e alla prossima.